tragedia poco dopo mezzogiorno a San Martino di Lupari, bimbo di 8 anni cade dalla bicicletta e finisce in strada dove lo scuolabus lo investe, è morto sul colpo in strada, le grida strazianti della madre. Olimpiadi 2026, Cortina ci crede ma lo scontro politico è sempre più duro, se la candidatura resiste otterremo l'assegnazione, dice il sindaco, incassa l'appoggio della giunta del CONI. È un no sportivo, è già arrivato in Veneto, a Vicenza, sfumata la possibilità di ospitare i campioni mondiali di ciclismo, fondi messi a disposizione troppo in ritardo. Scatta lo sciopero delle pedane, persone con disabilità lasciate a terra dai bus nella terraferma veneziana a causa di un surreale scambio di accuse tra CTV e rappresentanza dei lavoratori. 60enne trevigiana morta in pochi mesi, stroncata dal morbo della mucca pazza, a luglio ricovero al Cafoncello e il primario chiarisce il consumo di carne non c'entra. Si spaccia per finti carabinieri nel servizio antidroga nelle vicinanze di un istituto scolastico a San Donà di Piave, in 3 finiscono in manette per estorsione e rapina. Campagna antibestemmie partita da Casale sul Sile, autore gli alunni delle scuole del territorio e come destinatari gli adulti, invitati a non imprecare, a non inquinare e a sorridere di più. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione dei nostri telegiornali. Lo avete dunque sentito dai titoli, in primo piano la cronaca, la tragedia all'ora dell'uscita da scuola a San Martino di Lupari. Un bimbo di soli 8 anni è morto sotto gli occhi della mamma, travolto dallo scuolabus. Una tragedia causata da troppe fatalità, quella successa verso le 12:45 a San Martino di Lupari e nella quale la vittima ha solo 8 anni. Martin è appena uscito da scuola elementare in sella alla sua bici BMX. È venuto a prenderlo la mamma che lo segue mentre pedalano in via Pasinato, in centro al paese, sulla ciclabile che all'altezza del Civico 3 si restringe di molto. Proprio lì pare che il piccolo abbia perso il controllo della bici, quando poco prima sarebbe stato forse più al sicuro sulla pista più larga. E proprio in quel momento e in quel punto stretto di via Pasinato, che è a senso unico, passa lo scuolabus comunale che ha appena caricato i ragazzi delle medie. È un caso che il bus passi di lì perché da qualche giorno devia il suo percorso per un cantiere stradale. Martin cade e finisce proprio sotto le ruote del pullman. Le grida strazianti della madre fanno uscire di casa i residenti e perfino i negozianti della piazza, che è a 50 metri. Si chiamano i soccorsi, arriva l'eliambulanza, ma Martin non ce la fa. L'autista del pullman, sconvolto, ricorda di avere sentito netto il rumore del caschetto che andava in pezzi. Martin Fior aveva una BMX, bicicletta che ha uno sterzo particolare, come questa, che permette il giro completo della ruota anteriore. Cosa è successo lo diranno le indagini e i rilievi delle forze dell'ordine. Bici e pullman sono sotto sequestro. In paese nessuno ce la fa a commentare, nemmeno il sindaco Boratto, una tragedia fatta di coincidenze assurde che lascia una mamma e un papà con un vuoto inconsolabile. Ed ora parliamo delle Olimpiadi 2026, Cortina ci crede, ma lo scontro politico è sempre più duro. Questa è un'occasione importante per l'Italia perché se effettivamente la candidatura dovesse andare avanti, l'Italia il 70% la prende, perché comunque questo che credo che sia quasi sicuro, c'è la volontà di riportarla in Europa e insomma l'Italia tutte le carte in regola avrebbe per poterla prendere. La ratifica della candidatura a 2, Cortina Milano a Losanna, le porte lasciate aperte per Torino, il presidente della regione Piemonte Chiamparino che torna a chiedere la convocazione di un tavolo a 3 per ricucire con la città della Mole e i 5 Stelle che ribadiscono con Di Maio e Fraccaro soldi lo Stato non ne tirerà fuori. Sala, sindaco di Milano, che dal canto suo trova quantomeno strano come le garanzie per la candidatura a 3 ci fossero, mentre per quella a 2 si siano volatilizzati. In attesa di ulteriori novità dalla giunta del CONI, la Perla delle Dolomiti se ne sta lontana dalle polemiche e resta a guardare. Devo dire che qui a 1224 metri si fa un po' fatica a capire cosa succede a Roma, cosa succede in pianura. Attendiamo le prossime ore, noi siamo pronti, noi ci crediamo, insomma speriamo in bene. Ci saranno delle sorprese, aveva detto il vice sindaco Luigi Alverà, reduce dall'incontro al CIO. Cortina ci crede, gli altri concorrenti sono sempre più deboli, prende corpo l'ipotesi della doppia assegnazione Italia-Svezia per i giochi invernali del 2026 e del 2030. Tridente o no, si va avanti. Noi diciamo che come Cortina, come Veneti siamo pronti, nel senso che noi abbiamo predisposto prima un dossier A1, poi un dossier A3, adesso anche un dossier A2, quindi in realtà noi crediamo di essere la realtà diciamo sportiva che rispetto alle altre può primeggiare, abbiamo gran parte delle infrastrutture,
noi ci crediamo perché insomma è l'evento che può portare un grande beneficio non solamente appunto per Cortina ma per tutte le Dolomiti e per, in questo caso nelle 3 città anche per le Alpi. Insomma speriamo che anche il Paese ci creda e che si possa finalmente metterci un punto e lavorare seriamente. Ed ora le dichiarazioni del Presidente del CONI, fermo restando che continua a sperare che la candidatura a 3 sia recuperabile. Il mio appello è notorio e pubblico, ora c'è questa eventualità e il CONI come dovere istituzionale deve cercare di promuovere una candidatura per il proprio Paese. Lo ha detto il Presidente del CONI Giovanni Malagò al termine della giunta del Comitato Olimpico riunita a Bologna, commentando la possibile candidatura delle sole Milano e Cortina per i Giochi invernali del 2026 dopo il passo indietro di Torino. Quindi la sta valutando e guardando, ha detto Malagò. Ieri c'è stata una riunione tecnica a Losanna e si sta riposizionando sulla realtà dei fatti che conoscete. Ed ancora sulla questione interviene anche Giancarlo Giorgetti. Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le 3 città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti lascia spiragli sulla possibilità di rimettere in moto la candidatura italiana ai Giochi invernali 2026, ma questo può accadere, avverte, solo se Torino, Milano e Cortina accettano la bozza di protocollo inviata la scorsa settimana sulla loro candidatura unitaria. Ogni altra strada che volesse l'appoggio del governo non è percorribile. Marco Marin, oggi deputato padovano, ha partecipato a 4 Olimpiadi vincendo un oro, 2 argenti ed un bronzo. Ora da parlamentare sta sostenendo attivamente la candidatura di Cortina e Milano per i Giochi invernali del 2026. Io ho avuto la fortuna di fare il portabandiera della squadra italiana alle Olimpiadi di Barcellona alla cerimonia di chiusura e quella volta a Bagnale lo fece alla cerimonia d'apertura. Ma per quanto riguarda l'aspetto economico, io vorrei ricordare che il CIO dà 1 miliardo a chi organizza le Olimpiadi invernali 2026, 940 milioni a crescere, circa 1 miliardo. E l'investimento italiano sarebbe invece, e di chi lo organizza, di circa 350 milioni di euro. E noi dovremmo partecipare per un 30%, un po' meno, 25% della spesa totale. Anche dal punto di vista economico il no non ha senso. Avrei sostenuto le Olimpiadi da Bolzano a Palermo, naturalmente da Veneto, essendoci di mezzo Cortina e conoscendo la bellezza sia delle nostre montagne e la capacità che hanno i veneti di lavorare e di fare, ero un grande tifoso di Cortina ma di tutto il progetto italiano. Questo da un punto di vista politico, lei che le Olimpiadi le ha fatte, le ha vinte, da un punto di vista dello sportivo, dell'atleta di alto livello, cosa rimane poi all'atleta? Ma dal punto di vista educativo, culturale, quello che è lo sport, che ti insegna a stare insieme agli altri, a rispettare l'avversario, a vincere e a perdere, sono 2 cose ugualmente difficili, ad ammirare chi ti batte e fare di tutto naturalmente allenandoti per migliorarti. Ecco, lo sport sappiamo cos'è, vorrei che tutti potessero frequentare una volta un villaggio olimpico. E mentre si attende con ansia la risposta del CIO alla candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026, un no sportivo è già arrivato in Veneto e a Vicenza, sfumata la possibilità di ospitare i campionati mondiali di ciclismo. Mentre Cortina e Milano sono sull'uscio delle Olimpiadi invernali 2026 e attendono risposta, Vicenza ha già ricevuto una bella porta in faccia, quella dell'Unione Ciclistica Internazionale, che ha detto no ai campionati mondiali in Veneto. Il capoluogo berico non organizzerà la corsa iridata del 2020, con partenza da Ponte della Libertà a Venezia, il percorso in pianura tra le ville del Palladio, la salita di Monteberico. Mondiali persi al photo finish con la Svizzera, con la complicità di una politica pasticciona e lo zampino dello strapotere dei vertici mondiali delle 2 ruote, favorevoli al Canton Vallese, proprio dove l'UCI, guarda caso, ha la sede. Già nel 2017 avevamo chiesto all'allora governo del Partito Democratico di impegnarsi per portare i mondiali di ciclismo a Vicenza. Allora mai nessuna risposta, il governo invece Lega e 5 Stelle ha firmato una fideiussione che però la Federciclismo, o meglio il presidente Di Rocco, dice non essere sufficiente. Il comitato organizzatore allora riesce ad ottenere dal governo giallo-verde fideiussione e garanzie per oltre 2,5 milioni di euro, ma per l'Unione è oramai troppo tardi. Di Rocco, che è presidente della Federazione di Ciclismo Italiana ma anche vicepresidente dell'UCI, ha detto che queste garanzie non bastano e fatalità il mondiale va in Svizzera, proprio dove ha sede l'UCI. Le garanzie sarebbero arrivate oltre il termine ultimo, il rammarico più grande è quello degli organizzatori lontani dalla politica e dai giochi di potere.
Ed ora la questione del bando periferie. Oggi a Roma è scoppiato il putiferio. Il ministro Stefani dopo l'incontro ha detto noi disponibili, ma Lanci ha lasciato il tavolo. Purtroppo ogni discussione è stata impossibile perché il presidente Antonio De Caro ha abbandonato il tavolo, impedendo peraltro la discussione sugli altri punti all'ordine del giorno della conferenza unificata. Lo rende noto la ministra per gli affari regionali Erika Stefani, che commenta così la presa di posizione del Lanci sul tema del bando periferie, che oggi ha lasciato il tavolo dell'unificata e ha sospeso le relazioni istituzionali con il governo. L'intesa chiesta da ANCI non può essere trattata dalla conferenza unificata, ma necessita, avverta la ministra Stefani, di un provvedimento che sarà emanato appena entrerà in vigore la legge di conversione delle mille proroghe appena approvata da Palazzo Madama. La volontà del ministro Erika Stefani e del vice ministro Massimo Garavaglia per trovare una soluzione con ANCI è stata massima, tanto da inserire nell'ordine del giorno della conferenza la discussione del punto come richiesto dall'Associazione dei Comuni, sottolinea da ultimo la titolare degli affari regionali. E ci spostiamo ora nel veneziano. Persone con disabilità lasciate a terra dai bus nella terraferma veneziana a causa di un surreale scambio di accuse tra ACTV e rappresentanze dei lavoratori. Sentiamo. È polemica tra sindacati e ACTV e a farne le spese sono i disabili che fino a nuovo ordine non potranno salire sui nuovi mezzi equipaggiati dall'azienda di trasporti con le pedane manuali che hanno da poco sostituito i vecchi e malfunzionanti strumenti automatici. L'RSU ha infatti invitato i conducenti a non abbandonare il posto di guida, violando l'ordine di servizio della compagnia che disciplina l'uso delle pedane. L'arresto, sostengono i sindacalisti, lo spegnimento del motore e l'abbandono del posto di guida in mezzo al traffico caotico e promiscuo non possono essere effettuati per ovvie ragioni di sicurezza. Le fermate bus facili devono essere segnalate, devono essere messe nelle condizioni di poter usufruire da parte del disabile delle pedane e da parte dell'autista di poter inserire le pedane. Questo è quello che chiede la RSU, cioè che venga messo in sicurezza l'utenza e l'autista che fa la manovra. Una questione di sicurezza dunque, ma da CTV contestano questa interpretazione. Non vi è alcuna norma del codice della strada che vieti all'autista di lasciare il posto di guida, ricordano. Questo sistema di pedane manuali è lo stesso, scelto e utilizzato senza problemi in tutta Europa. Gli autisti però non mollano e puntano il dito contro l'azienda. La irresponsabilità di ACTV, che dalla decisione un anno e mezzo fa di acquistare gli autobus con le pedane manuali non si è degnata di fare un incontro con la RSU e con le associazioni di disabili, provoca questo risultato. La nostra posizione non cambierà, assicurano dalla CGIL, fino a quando ACTV non aprirà un tavolo per discutere del problema. Mi auguro che l'azienda si ravveda dalla propria posizione e convochi la RSU con le associazioni di disabili e si trovino le soluzioni idonee per utilizzare questi autobus e queste pedane. Si spacciano per finti carabinieri in servizio antidroga nelle vicinanze di un istituto scolastico a San Donà di Piave. In 3 finiscono in manette per estorsione e rapina. Sostituzione di persona, rapina e tentata estorsione. Non la passeranno liscia i 3 veneziani arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri al termine di un'operazione lampo che ha consentito ai militari di fermarli in flagranza di reato. È accaduto che 2 di loro, un pregiudicato di 21 anni e un 54enne incensurato, in mattinata avevano millantato d'essere militari in borghese in servizio antidroga nelle vicinanze di un istituto scolastico del San Donatese. Sicuri del fatto loro e con un atteggiamento che non ammetteva repliche, avevano avvicinato, controllato e perquisito 2 ragazzi minorenni di 15 anni che si trovavano all'esterno della scuola durante la pausa tra una lezione e l'altra. Nel corso della perquisizione i 2 malviventi avevano asportato dai portafogli e dagli zaini degli studenti circa 30 euro in contanti, sostenendo che quel denaro era sicuramente provento della loro attività di spaccio. Successivamente i 2 avevano intimato ai giovani di ripresentarsi più tardi nel pomeriggio per consegnare i cellulari con relativi scontrini d'acquisto e confezioni per la verifica di una loro eventuale provenienza furtiva. Alle intimidazioni erano seguite minacce. Dopo qualche ora però, pur spaventati, i 2 ragazzi hanno raccontato tutto alla vicepreside e questa la dirigente che proprio in quel momento era a colloquio con il comandante della stazione dei carabinieri di Noventa di Piave per prendere accordi in merito ad un vero servizio antidroga programmato per la mattina successiva all'istituto Scarpa di Fossalta di Piave.
La preside ha perciò riferito immediatamente la vicenda al carabiniere, che ha attivato tutte le procedure del caso. Nel pomeriggio è scattata la trappola. Nei pressi del luogo convenuto per l'incontro con i due ragazzini, i militari sono dapprima intervenuti bloccando il palo, una giovane di 19 anni, e successivamente fermando poco distante 2 finti carabinieri, il 21enne marito della donna e il 54enne. I 3, su disposizione del PM di turno, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Questa mattina, invece, durante il vero servizio antidroga nella sede dell'istituto di Fossalta di Piave, i carabinieri con l'unità cinofila di Torreglia hanno passato al setaccio alcune aule all'esterno dell'edificio scolastico, hanno ritrovato 2 dosi di hashish e un'altra dose della stessa sostanza nell'astuccio di una ragazza maggiorenne che è stata segnalata quale assuntrice alla prefettura. Nei confronti della studentessa sono stati annunciati provvedimenti disciplinari perché trovata in possesso di droga a scuola. Continuano le indagini degli investigatori sull'incendio che l'altra sera ha devastato un palazzo a San Martino Buonalbergo nel Veronese, provocando l'evacuazione di 25 appartamenti con oltre 50 persone, tra le quali 24 richiedenti asilo, per ricostruire le cause del rogo. Un'esplosione che ha scatenato le fiamme. Ora si stanno esaminando i filmati delle telecamere collocate in un distributore di benzina che si trova nelle vicinanze dello stabile incendiato. Inoltre si sta eseguendo la campionatura su alcuni oggetti rinvenuti all'interno della concessionaria di moto, dove sarebbe stato individuato l'innesco del rogo. Intanto il comune di San Martino Buonalbergo è impegnato a trovare gli alloggi necessari per rispondere all'emergenza abitativa provocata dall'esplosione. Grande preoccupazione a Feriole tra i missionari della SMA, un loro confratello, padre Pierluigi Maccalli, per 6 anni responsabile della comunità padovana, è stato rapito dai banditi jihadisti in Niger. Sentiamo. Alla Società Missioni Africane di Feriole si prega e si spera per la sorte di padre Pierluigi Maccalli, il missionario rapito qualche notte fa nella missione di Bomoanga ai confini tra il Niger e il Burkina Faso. Padre Maccalli è molto conosciuto per avere diretto per 6 anni la casa di Feriole. Era da solo praticamente in casa, è stato portato via e sono partiti verso frontiere che non conosciamo. Lì ci sono le frontiere del Mali e del Burkina Faso vicino, quindi con le moto probabilmente ha sparato in aria e sono partiti per praticamente, pensiamo noi, di chiedere un riscatto. Ancora nessuna notizia su di lui né dal Niger né dal Ministero degli Esteri italiano. Ci hanno detto che ci saranno tempi lunghi anche perché ci sono delle trattative e sono trattative anche molto delicate. Da 11 anni in Niger, nella missione di Bomoanga, a 120 km a ovest della capitale Niamey, padre Pierluigi, 57 anni, originario di Crema, potrebbe essere stato rapito da un gruppo di jihadisti. È un uomo forte, di preghiera, molto dedito anche alla promozione umana, e forse questo che ha avuto dei soldi per poter scavare dei pozzi a destra e a sinistra. Lì siamo in una zona di siccità piena, durante 7 mesi c'è la siccità. Tutte le sere alle 20:45 confratelli della SMA e parrocchiani di Feriole si ritrovano per un momento di preghiera per padre Maccalli. È deceduta in pochi mesi, stroncata dal morbo misterioso conosciuto come mucca pazza, un caso che avevamo già raccontato a luglio, quando la donna trevigiana era stata ricoverata al Cafoncello di Treviso. Un calvario durato 2 mesi e che si è concluso con la morte a causa di un morbo rarissimo, divenuto famoso come mucca pazza. Una vicenda che avevamo già raccontato a luglio, quando la protagonista, una 60enne trevigiana che viveva nella cintura urbana della città, era stata ricoverata al Cafoncello a causa dei vuoti di memoria sempre più frequenti che avevano iniziato a colpirla. Prima nessun sintomo, una vita normalissima, poi a seguito dei primi accertamenti la tragica realtà. Colpita da quel morbo, dal nome difficilissimo legato al suo scopritore, che negli anni 70 in Inghilterra era stato rinominato mucca pazza per i sintomi che causava sui bovini. Per questo, a seguito dei primi casi riscontrati sull'uomo, si era diffusa la psicosi sul consumo di carne come vettore della malattia, che oggi più che mai i medici continuano ad escludere, soprattutto per i casi sporadici come per Treviso. I casi sporadici come questo non sono assolutamente correlati al consumo di carne. Questa è una, tra virgolette, quelle vox populi che nasce da quei casi diversi, peraltro, di circa 20 anni fa in Inghilterra, dove
però la malattia si era manifestata in pazienti più giovani. Quasi una tragica fatalità considerando i numeri dei casi riscontrati finora. Una frequenza molto rara di un caso ogni 1 milione di abitanti e che noi vediamo regolarmente appunto con una frequenza che varia dai 0 ai 2 casi all'anno, visto che Treviso copre più o meno un bacino d'utenza di 1 milione di abitanti. Il caso di Treviso è stato segnalato al Ministero della Salute, che l'ha trasmesso al sistema di sorveglianza europeo sulle encefalopatie, che cerca finora purtroppo senza esito di dare una risposta a questo morbo che non dà scampo. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Siamo a Venezia, tolti i varchi. L'assessore comunale al turismo però dichiara torneranno quando ce ne sarà la necessità. Anche quest'estate è stata decisamente movimentata per il centro storico veneziano. Tra tuffi selvaggi, borseggiatrici, venditori abusivi e soprattutto il posizionamento dei tanto discussi varchi per la gestione dei flussi turistici. Barchi che ora non ci sono più, almeno fino a che non ce ne sarà la necessità. Che sono stati messi su ordinanza sindacale per fare in modo che chi arriva in città e anche i residenti abbiano maggiore sicurezza, non sono mai stati chiusi. Però abbiamo attuato comunque delle deviazioni pedonali, nel senso le persone erano invitate a seguire dei percorsi diversi per evitare lo stesso afflusso sempre sulle stesse calli. È stata una forma di deterrenza, in città durante la stagione estiva ci sono stati un po' meno turisti anche giornalieri e quindi il bilancio è assolutamente positivo. Ribadiamo che questa non è la soluzione dei problemi, ma è una misura che viene attuata in condizioni di particolari situazioni. Difatti non escludiamo di riposizionarli in momenti che possono essere i ponti o il carnevale o quello che potrebbe creare un notevole afflusso in città. Un bilancio positivo sul lavoro svolto finora per migliorare la vivibilità in città, sostiene l'assessore, che specifica. Ci sono tantissime misure che stiamo mettendo in opera. Dispiace che sui giornali si polemizzi dicendo che sono la soluzione. Non abbiamo mai pensato che questi fossero la soluzione. È un'iniziativa che tende a tutelare la sicurezza dei cittadini. Condividiamo con le altre città quelle che sono le buone pratiche, sperando che facendole fare in tutte le città, poi magari uno arriva a Venezia e sa già quello che non deve fare. Questo credo che sia un impegno grosso ma e costante e che avrà i risultati non dopo 2 stagioni, chiaramente. Una dimostrazione però che si sta svolgendo un determinato lavoro nel territorio, come l'azione messa in campo dalla Regione sulla gestione degli alloggi turistici. Credo che sulle locazioni si sia fatto un passo avanti importante sul codice identificativo, sulle multe per chi pubblicizza anche e soprattutto sul web delle strutture non identificate e sulla necessità di innalzamento della qualità, perché le locazioni dovranno rispettare i requisiti igienico-sanitari e le norme urbanistiche ed edilizie della città. Quindi anche questo credo che sia un punto di svolta per quello che sarà il futuro della nostra città. I ruoli che si ribaltano, i ragazzi che insegnano agli adulti, la campagna antibestemmie è partita da Casale sul Sile, ha come autori proprio gli alunni delle scuole del territorio e come destinatari i grandi. Abbiamo voluto coinvolgere gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Casale sul senso civico nel nostro paese, in quanto abbiamo notato che stiamo perdendo alcuni valori fondamentali. Non bestemmiare, ma anche non sporcare, non parcheggiare sui marciapiedi e sorridere possibilmente quando si incrocia una persona. Ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo Comunale e l'amministrazione di Casale sul Sile per promuovere senso civico e buona educazione tra i cittadini e i ragazzi l'hanno accolta con entusiasmo, mettendo nero su bianco un decalogo con cui ora si tappezzerà il comune, dove verranno posizionati 50 totem. Quindi abbiamo invitato i ragazzi dell'istituto a proporre una campagna modello pubblicità progresso che ci facesse suonare un campanello d'allarme sulle cose che non funzionano nel nostro territorio.
Messaggi per chi legge, concetti importanti anche per chi li ha scritti, l'educazione civica che a scuola non si insegna più si acquisisce anche con esperienze come queste, ma i destinatari sono gli adulti e a fare maggior clamore c'è l'invito a non utilizzare la bestemmia per dialogare. Mi è capitato di sentirla anch'io in qualche pubblico esercizio e di richiamare colui che l'ha fatta in quanto c'erano presenti dei bambini. Diciamo che è una brutta educazione quando ci sono i più piccoli ma anche quando ci sono i più grandi. E se qualche altra amministrazione nella Marca o in Italia vorrà copiare questo progetto, il sindaco non se ne avrà a male. Questo è uno di quei famosi contagi positivi che si auspica vada anche nelle altre amministrazioni. Penso sia un buon copiare, più che altro per avere cittadini migliori. Siamo arrivati al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, si parlerà di scuola con Andrea Mangano e Massimo Marzano, direttore istruzione e formazione della Regione Veneto. Questa era l'ultima notizia, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Pressione in ulteriore aumento sulla nostra regione. Anche quella odierna sarà una giornata decisamente soleggiata ovunque, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà pressoché sereno per tutto l'arco del giorno, salvo per innocue velature sulle aree alpine durante le ore pomeridiane. Clima sempre piuttosto caldo. Diamo uno sguardo quindi alle temperature. Le minime saranno comprese tra 15 e 19 gradi, i valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 26 e 31 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà del tutto soleggiata senza alcun disturbo da segnalare. Il cielo sarà sereno su tutte le province. Andiamo a vedere anche le temperature. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 19 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 27 e 30 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige, dove anche nella giornata odierna il tempo sarà del tutto stabile. Il cielo ancora sereno ovunque, al massimo velato sui rilievi nel corso delle ore pomeridiane, ma senza altre conseguenze. Andiamo a vedere anche le temperature previste. Le minime saranno comprese tra i 14 e i 15 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 29 e i 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.